In questi anni di storia patria, nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Così nelle scorse ore il ministro della difesa Guido Crosetto, intervenuto alla Camera per un'informativa sull'utilizzo delle basi statunitensi in Italia e sul caso Sigonella. Il riferimento è al recente episodio in cui l'Italia ha negato l'uso della base siciliana ad alcuni aerei militari americani, diretti verso operazioni in Medio Oriente nell'ambito della crisi con l'Iran. Alla base della decisione la mancata richiesta di autorizzazione preventiva al governo italiano, obbligatoria per questo tipo di missioni. Secondo quanto spiegato, gli Stati Uniti avevano comunicato il piano quando i velivoli erano già in volo, ma per operazioni non automatiche è necessario un via libera politico che può coinvolgere anche il Parlamento. Una scelta con cui il governo ha ribadito due principi: il rispetto degli accordi internazionali e la tutela della sovranità nazionale sulle basi militari. Nel corso dell'intervento, poi, Crosetto ha richiamato anche la situazione della base americana di Aviano, fornendo un quadro degli ultimi anni e parlando di un'attività costante. Nel 2018, infatti, si sono registrati 525 atterraggi autorizzati, con 43 voli classificati come hot cargo, cioè con materiali sensibili o armamenti. Nel 2019 gli atterraggi sono stati 628, di cui 52 hot cargo. Nel 2020 528 operazioni con 51 velivoli di questo tipo. Nel 2021 poi 505 autorizzazioni, delle quali 43 hot cargo. Infine nel 2022 609 atterraggi complessivi, di cui 62 con carichi classificati come sensibili, numeri che fotografano un'attività continua, ma che riportano al centro il tema delle regole e del controllo su operazioni militari sul territorio italiano. Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. Ma io non penso che gli Stati Uniti siano Biden, Trump o Clinton. Così come l'Italia non è Meloni, Conte o Draghi. Sono due nazioni da sempre alleate, sulla cui alleanza si basa parte della nostra sicurezza. All'interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento,